resiste l'osmosi che sulla terra. Rispetto all'annata 2024, qual è il dato quantitativo che emerge? Beh, diciamo una raccolta a livello quantitativo sulla media e non oltre la media, anche perché abbiamo avuto qualche problema in fioritura, non abbiamo avuto una, come dire, primavera veramente che ha espresso il suo concetto di bel tempo, ma è stata un po' tempestata da clima e qualche pioggia di troppo e ha limitato un attimo la quantità produttiva. Questo non è da considerare sempre un fattore negativo perché poi la limitata quantità per pianta favorisce una qualità migliore. Ci siamo resi conto che le due Cenerentola d'Italia a livello quantitativo, che sono la Valle d'Aosta e la Liguria, si stanno distinguendo per motivi pedoclimatici opposti, l'alta montagna così come il contatto sul mare, che sono fattori sia in un caso che nell'altro estremamente favorevoli per dare particolare diciamo, unicità al prodotto. Dal punto di vista dei produttori, quali sono i temi, le criticità su cui vorreste un maggiore sostegno magari da parte delle istituzioni? Abbiamo una diciamo, spada di Damocle che ogni anno ce la troviamo come una scure perché l'invasione della fauna selvatica è sempre più massiccia. Poi a livello promozionale ci ha aiutato moltissimo. Noi aiutiamo e siamo aiutati dalla fruizione di un turismo sempre più alla ricerca di zone particolari. La Liguria lo è assolutamente. Il vino è un prodotto della tradizione, ma è anche un prodotto innovativo, anche per quanto riguarda ad esempio la forma e la sostanza ovviamente. Uno degli esempi della vostra cantina è il vino degli abissi, ma ci potranno essere delle altre innovazioni, delle altre vie da sperimentare per quanto riguarda i vini nel futuro? Assolutamente sì, anche se io parto da molto lontano e credo che le innovazioni hanno un senso se noi non ci dimentichiamo di quello che è stato il passato.